e ci sei tu, e ci sei tu, e ci sei tu, in questa notte a farmi compagnia. Io non vorrei dormire più, e ci sei tu, nei miei sogni ci sei sempre tu. Io non vorrei svegliarmi più, e ci sei tu. Eccoci in diretta a Radio Italia anni 60, 18.03, le canzoni del cuore. Caro maestro Di Curzio, dopo una settimana siamo di assenza, ritorniamo per una puntata speciale dedicata alla canzone napoletana, una gratitissima ospite come sempre. Lei è sempre speciale. Ma adesso andiamo per la prima canzone. Funno mare a trovare che la ca non tenim ca. Vieni con me e comincia a capire come inutile sta a soffrire. Guarda sto mare che c'è un fondo di paura, sta cercando e ci impara. Comincia a cantare insieme a nota che l'aria dà, senza guardare tu continua a volare mentre il vento ci porta là. A dove ci stanno le parole più belle e te piglia per te imparare. Come siamo in diretta a Radio Italia anni 60, le canzoni del cuore. Un buonasera anche dall'altra parte della regia a Riccardo Lodi, ed è arrivato il momento di presentare il mio compagno di viaggio di sempre è Diego Di Curzio. Un saluto va a Vincenzo Capua, che è il padrone di casa, che però è assente, e poi la nostra ospite per la seconda volta, perché stiamo di nuovo facendo una puntata dedicata alla canzone napoletana, e noi quando facciamo la puntata per Napoli non possiamo non avere che Gio Di Sarno. Ciao Gio. Ma che carini, grazie, buon pomeriggio a tutti, quasi buonasera. Sì, ci inganna il fatto che d'estate la luce se ne va verso le 20, ma che bella cosa 20 e 45. Sono le altre stagioni, dico io, giusto la primavera un po', poi le vanno tutto cosa niente. Allora, Gio,
ci farà ascoltare delle cose molto belle, ma prima volevo dire due parole su questa canzone che ancora abbiamo in sottofondo con me, perché è una canzone che Enzo Gragnaniello, io lo pronuncio, mi raccomando, pronuncia bene, sempre con me sta anche in Cantanapoli, il mio musical. esatto, che poi fra l'altro ci siamo conosciuti perché a Roma abitava vicino a dove io andavo sempre bravo, a fare colazione. Grande artista. Praticamente lui aveva già avuto nel 91 2 riconoscimenti al premio Tenco, poi ne riceverà anche un altro nel 1999, e in qualità d'autore però poi scrive questa canzone che diventa un pezzo di storia della nostra musica italiana, sia dialettale ma direi nazionale, perché con me sfonda le pareti, diciamo i confini della Campania, e diventa, ormai potremmo chiamarlo un evergreen, insomma una canzone di sempre. E la consegna a Roberto Muro e Mia Martini, che ne incidono una prima versione a 2 voci, e la incidono nel 1992 in un album che si chiamava 80 voglia di cantare, proprio perché Roberto Murolo in quell'anno il maestro compiva 80 anni. Poi, vista che la canzone insomma aveva veramente un suo appeal che andava oltre il previsto da Enzo decide di farne un'altra versione a cui lui si va a aggiungere, lui che l'aveva scritta, e quindi poi esce questo brano cantata a 3 voci, quindi Enzo Gragnaniello, Mia Martini e Roberto Murolo, in un altro album che si chiama L'Italia Bella, che è del 1993. E con il titolo, diciamo, dell'Italia Bella, che è il titolo del disco della canzone con la quale nello stesso anno Murolo poi si presentò al Festival di Sanremo. Detto questo, perché a noi piace raccontare un po' anche le storie delle cose, sia che ascoltiamo dalla regia, sia quelle che omaggiamo qui dal vivo, è il tuo momento, è il primo momento live di Gio Di Sarno. Ricordiamo che oggi stiamo facendo una puntata speciale, la seconda dedicata alla canzone napoletana. Cosa ci vuoi fare, Intanto mi Gio? scuso con chi ci ascolta, perché dovete capire che stando in radio non abbiamo i potenti mezzi dei concerti, quindi assolutamente, ma i nostri sono dei piccoli regali. Poi abbiamo dei miracoli, ci mancherebbe che li fa Riccardo dall'altra Riccardo parte. Insomma, voglio dire, non è un problema di Riccardo, che chiaramente in un concerto ci sono altre sonorità e noi cerchiamo di fare quello che possiamo. E la prima canzone di oggi è una canzone che ti dedico, perché io te volesse vasà, ma la diciamo in antico napoletano, io te vorria vasà. Gio Di Sarno, io ti vorrei vasà. Oh, che bella aria fresca, che dorma alvarosa, e tu dormendo stai, coppa sti fronte rose. Io solo a poca per sto giardino sponta, io solo vado e vasa, sto ricciolino in fronte. Io te vorrei vasà, io te vorrei vasà, ma ora non mi dici ed esce da, io mi vorrei dormire, io mi vorrei dormire vicino c'è tuya, nora buria, nora buria. Oh, Gio Di Sarno, io te vorrei vasà. Che belle queste canzoni, Gio. Brava, complimenti. A proposito questa canzone pensa è del 1900, in realtà è stata scritta da Vincenzo Russo, Edoardo Di Capua. Edoardo Di Capua ha musicato anche O Sole Mio, voglio dire, quando tocchiamo questi anni e pensa che Vincenzo Russo era innamorato, era diciamo povero lui, innamorato di una ricca, la figlia mi sembra di un gioielliere, insomma comunque una ricca, e soffriva per questo amore diciamo irrealizzabile, e scrisse i versi, e invece poi Di Capua
Ecco qui, stavo rompendo il microfono. Di Capua realizzò questa musica meravigliosa nel 1900. Penso. Che bello. Volevo dire a proposito del fatto che questi sono dei piccoli omaggi, dei piccoli regali live che facciamo a Cenni, certo. Che però noi queste puntate, tutte le puntate, poi le abbiamo in post-produzione, quindi lì la voce viene un pochino, diciamo, lavorata, migliorata e lo dobbiamo... Ma perché ho stonato? No, parlo nel senso che andiamo con un piccolo effetto che ci mettono in post-produzione e ce lo fa il nostro amico Humor Music di Marco Salvatori, che è uno studio di registrazione. Marco, mi raccomando, fai un buon lavoro, Chiunque volesse per dei lavori musicali può andare su www.humormusic.com e lì trova tutte le informazioni. Ottimo a sapersi, perché Roma è dispersiva, certe cose non si sanno, a Napoli più si sa dove andare. È vero. Io prima di andare al nostro primo break pubblicitario volevo ricordare che anche oggi avremo un ospite del mondo della musica, sempre napoletano, alle 18:30 e poi alle 18:45 avremo il quiz per tutti i nostri ascoltatori con i 2 gustosissimi premi offerti dai nostri amici sponsor e quindi cominciate a segnare il numero per il quiz che è il 0683954224. Alle 18:45 dovrete rispondere esattamente a questa domanda. Una famosissima commedia di Edoardo De Filippo nel titolo porta il nome di un quartiere di Napoli. Noi vogliamo sapere il titolo di questa commedia. Ve lo dico io, guardatemi. Quindi prendete penna e carta, 0683954224 alle 18:45 venite in diretta, il primo che viene in diretta e indovina vincerà 2 gustosissimi premi. Sì, siamo anche in video streaming come sempre su Radio Italia anni 60 Roma. Mente Cuore, Valentina Stella, che altro bel brano, Gio? Molto bello. Questo è un brano scritto da Nino D'Angelo nel 1991, però poi vedi, l'abbiamo sempre detto anche nelle altre puntate, quando facciamo i decenni, quando abbiamo fatto la canzone romana con Bebba, quando abbiamo fatto la prima con Te Napoletani, ci sono delle canzoni molto belle
che però indipendentemente dalla bellezza diventano di successo solo quando poi vanno a finire nella voce giusta. Questa è una canzone che molti anni dopo ha avuto successo. Ci sono degli artisti napoletani meravigliosi come anche Gragnaniello citato certo. prima, Valentina Stella non è da meno, dei cantanti che a Napoli poi lavorano tantissimo, per carità sono conosciuti anche a livello nazionale, però io dico sempre che se questi artisti fossero nati a Milano, purtroppo è brutto a dirsi, avrebbero avuto un'altra storia, sì, un'altra vita. Questa... Valentina Stella ha una voce meravigliosa. Ma meravigliosa, sai, poi questa canzone è bellissima. Mi permetto, pur non essendo napoletano, soltanto diciamo per il fatto di essere un appassionato di musica, oltre che il mio lavoro è una passione da sempre, da quando ero bambino, di poter dire questo: la canzone napoletana si differenzia secondo me dalla canzone italiana perché nasce prima, e quindi esiste sempre questo dualismo tra la canzone napoletana come proprio fatto a sé stante, e la canzone italiana. Questo è stato un vantaggio, un altro periodo, cioè da una proprio. parte è un vantaggio, la rende unica, no? La rende diciamo universale oltre la musica italiana, però poi per un mercato nazionale interno è come se ci fosse sempre quella specie di riluttanza. Diciamo che negli anni 50 poi si è fermato tutto, dopo Carusone c'è stato un blocco totale, quindi esatto. Gli artisti che sono arrivati dopo hanno fatto un altro iter, soprattutto chi è a Napoli proprio, vabbè insomma chi è a Roma non lo può capire, ma a Napoli esisteva la galleria, esiste ancora, però era proprio un mercato di matrimoni dove c'era Mario Merola, poi è iniziato D'Angelo, è iniziato lì, cioè c'era un mercato... Beh, anche Gigi D'Alessio, no? Dopo? Anche sì, lui viene anche dopo, con però. i matrimoni. Stiamo parlando lui, che D'Alessio aveva 10 anni. no, proprio un po' prima. Questi artisti si sono fermati là, c'è stato il guadagno facile con i matrimoni, cioè c'erano artisti che facevano anche, che ne so, 6 matrimoni al giorno, 5 matrimoni, che sono soldi. Sono soldi. E guarda, della serie chi me lo fa fare andare a fare i dischi per tutta l'Italia? Ma sai chi te lo può raccontare veramente questa storia? E lui ha avuto la capacità di allontanarsi un attimo, è stato Sal Da Vinci, perché il papà di Sal Da Vinci, Mario Da Vinci, un grande cantante, bravissimo, però era più, diciamo, locale sì. Ma lui ha avuto la capacità di distaccarsi, studiare, stare fuori, e dopo è tornato, sicuramente fa anche quello, però ha avuto una carriera diversa. Parli di Sal o del papà? Di Sal. Di Sal. Sì. Sal è tra... C'ha anche un fratello molto bravo. Sì. Sal è tra i nuovi, diciamo nuovi nel senso di quelli che volgarmente vengono chiamati neomelodici degli ultimi 20 anni. No. No, volgarmente. No, io ti dico quello che il modo come generalmente viene chiamata. Lui famosissimo, no? C'era una sceneggiata che si chiamava del papà, lui è diventato motorino, mi sembra, lui già cantava a 6 anni. Poi ha avuto la capacità, diciamo l'intelligenza, l'intuizione di spostarsi, di fermarsi. Io volevo dire che lui è insieme con Gigi D'Alessio, Gigi Finizio, Edoardo De Crescenzo, quei 4, vabbè, lasciamo perdere Pino Daniele, un fatto a sé, però diciamo tra i 5 e 6 che sono diventati nazionali. Però Sal ha saputo, cioè Sal stava in quel giro, poteva decidere di fare un altro tipo di vita, invece ha avuto la capacità di spostarsi, che non è facile guadagnare, cioè a spostarti dai soldi facili, comunque dei matrimoni, con un papà come il suo, certo. Da Alessio non c'aveva il papà come Mario Da Vinci. È arrivato il momento però adesso, cara Gio, di ascoltarti, che noi ti vogliamo ascoltare. In diretta, mo? Sì, e cosa hai pensato di regalarci ancora? Aspetta che lui lo sa. Anima e Cuore? Vai che io ti vengo dietro. Gio Di Sarno. Per voi, live, non so cosa esce. Anima e Cuore. Ma già così, anima e cuore, non c'è la stiamo più, manca un'ora, studenti da te, ma fa paura, canto per te, sempre per te. Pa non morire, che c'è dici ma fa parola amare, sia bene può campare, può respirare, si smagna pure tu, perché
d'amore t'anima già così anima e cuore. Yeah. Grazie. Era la voce di Gio Di Sarno che oggi è qui in studio con noi. 1951. Le canzoni del cuore, siamo in diretta sui 100.5 di Radio Italia anni 60. Gio, di questa canzone che ci puoi raccontare? Allora, intanto che del 1951 lo stavo dicendo prima. E poi no, c'era una cosa, ecco, che non si chiamava Anamekcore, si chiamava Namatanate Sola, che mi sembrava un titolo meno facile da ricordare. Salvo D'Esposito, che è il compositore, aveva litigato con la moglie, aveva questa canzone pronta, non sapendo come fare una dichiarazione, diceva che comprano mazzicure, tu come hai comprato? È andato lì, ha cambiato il titolo alla canzone e l'ha dedicata alla moglie per fare pace. Poi se hanno fatto pace o no, non lo sappiamo e non lo sapremo mai. È il bello delle canzoni, delle storie, degli aneddoti che noi andiamo a cercare e regaliamo ai nostri ascoltatori. Adesso l'ha fatto Gio, a volte lo faccio io, il maestro non lo fa perché il maestro suona solo. Vi ricordiamo che tutto quello che state sentendo lo sta eseguendo alla chitarra acustica, per chi non ci sta vedendo ma ci sta solo ascoltando, le mie fans mi stanno guardando, il maestro Diego Di Curzio. Siamo arrivati alle 18. Siamo in diretta su Facebook. Yeah. Siamo in diretta pure su Facebook. Stai in diretta. Scusa. Sei solo tu. Comunque aspetta Gio. Allora, sono le 18:27 e prima di andare al prossimo break io volevo ricordare il quiz che apriremo alle 18:45 con la diretta telefonica. La domanda per vincere 2 gustosissimi premi offerti dai nostri sponsor è una famosissima commedia portata in scena da Edoardo De Filippo, grande Edoardo, porta nel titolo il nome di un quartiere di Napoli. Noi vogliamo sapere il titolo esatto di questa commedia. Ma chiamate pure voi alle di Facebook, 18:45, no? Preparatevi con il ditino per fare il 06 83 95 4224. Chi per primo prenderà la linea vincerà i premi. Io, se il nostro Riccardo è d'accordo, andiamo in pausa, restate con noi. Radio Italia, anni 60, Roma. Dal 2004 nel cuore di Trastevere a Roma, QS Rummeria e Whischeria. Più di 300 tipi di rum da tutto il mondo, esclusive bottiglie che potrete bere solo da noi. Certificati nel 2015 come una delle migliori rummerie in Italia. Bevi bene e con moderazione. Bevi da QS Rummeria a Roma in Vicolo Moroni 53, aperto dalle 20 alle 2:30 di notte. 331 99 66 996. E ci sei tu. Un nuovo giorno è qui, anche per noi. Un mondo più vero si sveglierà. Io sarò qui con te e tu saprai che il nostro domani sarà come vuoi. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi. È così poco il tempo per amare. È un posto al sole ancora ci sarà. Quanti dolori si gettano via, ti aiuterò. Con tanti amici noi, anime vere, che cercano il sole di un'altra realtà. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi. È così poco il tempo per amare. È un posto al sole ancora ci sarà.
tra il mare e la terra, non scordarlo mai. Sorridi e tutto cambierà, vedrai che il freddo passerà, negli occhi tuoi soltanto il nostro mare, e un posto al sole ancora ci sarà. 18:35, le canzoni del cuore, e oggi è una puntata speciale dedicata alla canzone napoletana con in studio il nostro di sempre Di Curzio, maestro alla chitarra, Diego Di Curzio alla chitarra acustica e la voce splendida di Gio Di Sarno. Perché Gio abbiamo mandato questa canzoncina che tutta Italia conosce perché è la sigla di Un posto al sole? Perché dovremmo avere al telefono colei che la canta, ovvero Monica Sarnelli, però a volte il bello della diretta è che magari non si riesce subito a prendere la linea oppure cade la linea, quindi noi andiamo avanti. Monica. Dalla regia comunque continuano a provare, se riusciamo a prendere la linea mandiamo Monica in diretta come sempre per l'intervista, altrimenti pensa quanta andiamo... gente con Un posto al sole si è conosciuta, fidanzata, hanno fatto figli che ecco, adesso Monica, sono grandi, anche no? che non ce l'abbiamo ancora in diretta, Gio, volevo dire, sempre per riagganciarmi a quello che dicevo prima, Monica, tu mi raccontavi prima che entravamo qui in radio oggi per la puntata che ha fatto una bellissima canzone, una diciamo su tutte. È sempre di... dimmi il titolo. Che stasera. Ecco, che stasera, che è una bella canzone, che giusto? Stasera esatto. Non ci faccia piglia vita come viene. Però, nonostante che questa è una bellissima canzone, poi alla fine, perché è diventata conosciuta anche fuori dai confini, perché ha fatto la sigla di Un posto al sole. E quindi vedi, a volte deve accadere quel qualcosa che non ti porta fuori. È una magia, è come la vita. Sì, no, ma deve accadere quel quid, quel qualcosa che ti porta fuori dai confini. Quel quid. Però è una realtà, ripeto, una realtà, ragazzi, all'ascolto, amici all'ascolto, e vi parla uno che la musica napoletana l'ama veramente tanto, è una realtà esclusivamente di Napoli questa, in nessun'altra parte d'Italia. Però stai parlando di personaggi che lavorano molto, ma non è una... La realtà di Napoli è una realtà a parte, la Campania tutta. E io questo proprio stavo dicendo, cioè non è gente che uno sente una canzone, l'ha sentita, dice 30 anni fa, 20 anni fa, questa è gente che tutti i giorni lavora, fa questo di lavoro, di professione, è una realtà sicuramente campana. Io intendevo proprio questo, Gio, non era un appunto che facevo, anzi il contrario. Anzi, prima abbiamo parlato, dicevo molto che non apprezzata. esiste regione, anche il Lazio, Roma, Milano, la Lombardia, non esiste regione che produce musica in quantità e anche di qualità come accade a Napoli e che abbia lì un seguito che probabilmente è paragonabile a quasi, magari, che ne so, quello che fa un cantante sul territorio nazionale agli esordi. Lì accade qualcosa di vai, è il pubblico, è la gente, noi non sappiamo amare, punto, noi capito, si deborda, si va oltre nel bene e nel male, quindi i fan non sono come da un'altra parte che ti dicono come sei bello e bravo, là è tutto esagerato, è tutto portato all'ennesima potenza. Allora, la nostra che bella spiegazione, è giusto, è questo, e questa è la verità. Sai, quando Pino Daniele è mancato ci hanno accusati tutti di aver esternato troppo il dolore, ma come fai? Cioè, noi siamo fatti così, poi tutta Italia, per carità, però proprio hai visto Piazza Plebiscito pieno, diciamo che è un altro modo di vivere, è un altro modo di sentire la vita, no? E quindi anche la musica, che soprattutto quella vostra, quella che nasce lì. Vita la viviamo in modo passionale. Allora, la musica ce l'abbiamo sempre, ma l'ospite purtroppo non riusciamo a raggiungerla, quindi sarà per un'altra volta, ma abbiamo Gio che adesso ci fa un'altra cosettina. Che ti viene in mente? Sì, avevamo pensato una mezza cosa. La mezza cosa non mi piace. No, perché chiaramente il pezzo non si può fare tutto quanto, un pezzo che è stato scritto nel periodo della Prima Guerra Mondiale, un soldato che appunto racconta il proprio dolore. O soldato innamorato, Gio Di Sarno. Stai lontano dal tuo cuore, a te volo con pensiero, niente voglia, niente spera, tenerti sempre a fianco a me. Sii sicura che t'amore, come sono sicura di
amore, o prima è l'ultimo sarai per me. Oi vita mia, oi cuore, chi sto cuore, si stata, o prima amore, io prima è l'ultimo sarai per me. Allora, che brava la nostra Gio. Allora, finalmente siamo riusciti a riprendere la linea e quindi adesso aspetto un ok dall'altra parte del vetro, dal nostro eco, l'abbiamo finalmente in diretta. Monica, benvenuta a Radio Italia anni 60. Ciao, grazie. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ti eri messa in qualche posto dove non c'era ricezione, perché noi provavamo. È un posto fantastico, veramente. Sono a Ischia, Carta Romana, sono qui all'Ischia Film Festival, sono venuto a trovare il mio amico Fabio De Caro che presenta il suo cortometraggio qui a Ischia. Alla grande. Noi anche se non riuscivamo a prendere la linea abbiamo già detto qualcosa, abbiamo detto che, più che altro l'ha detto Gio Di Sarno che è qui e che ti saluta, tra poco te la passo. Sì, ciao. Parlavamo proprio perché ti ho visto stamattina con Mario Maglione, hai fatto una cosa ieri, allora dicevo guarda che Monica bisogna invitarla in radio, una voce bellissima. Appena viene a Roma, Gio, appena viene... Tu. Allora, dicevamo con Gio che tu la canzone, diciamo, secondo noi, ma insomma anche in base alle visualizzazioni, la più bella, quella un po' più conosciuta, aiutami Gio, è? Che stasera. Questa qui, esatto. Oh. Beh, quella sei tu, oggettivamente puoi cantare anche altre cose, però uno ti identifica lì, penso che questo lo sai ovunque vai, no? Croce e delizie, come si suol dire. Assolutamente, no, ma io sono contenta. E poi Monica, sempre con Gio, dicevamo, senza stare qui a fare la tua scheda, perché Monica Sarnelli, insomma, voglio dire, basta che andate un attimo su internet, tutto quello che ha fatto lo trovate lì. Però poi, vedi, dicevamo con Gio, che non riguarda ovviamente solo te, ma un po' tutta, diciamo, la musica napoletana degli ultimi 20 anni. Poi comunque si passa il confine perché poi deve accadere quella magia, quel quid, quell'occasione, e nel caso tuo è stato con la sigla di Un posto al sole che noi poco fa abbiamo mandato in onda. Dico bene? Sì, dici benissimo, una sigla che mi ha portato insomma molta fortuna, è una soap che va avanti ormai da più di 20 anni, abbiamo festeggiato le 5.000 puntate, ma soprattutto è una soap opera che qui a Napoli dà lustro alla città, perché ovviamente dà anche tanto lavoro a chi ci sta dietro, non solo agli attori. Solo per far capire ai nostri ascoltatori, che chiaramente in maggior parte ci ascoltano qui da Roma, anche se poi noi andiamo sia sul sito che sull'applicazione in tutta Italia e in tutto il mondo, una realtà di Napoli, generalmente, ecco, in un periodo come quello estivo, diciamo tu, ma non necessariamente solo tu, anche i tuoi colleghi, quante serate fate in un'estate per far capire fuori da Napoli come è particolare questa realtà campana e napoletana? Sì. Noi abbiamo veramente una realtà immensa, perché, che ti devo dire, io tra una settimana sarò a Somma Vesuviana, nel borgo del 400 di Somma Vesuviana, dove mi esibirò per chi vorrà ascoltarmi, l'ingresso è gratuito, ma poi ci sono veramente realtà nei centri commerciali dove farò un concerto, ci sarà anche Giusy Ferreri, quindi posso dire che Monica a teatro è strepitosa, lo spettacolo di Federico Vagalebre che ho visto tu non lo sai, ma io l'ho visto, me l'hanno registrato, una mia cara amica Maria Rosaria Malapena è venuta lì e siccome non sono potuta venire io, ho avuto un problema, mi ha portato lo spettacolo, ci tenevo tanto a vederlo e devo dire che poi teatralmente quando uno ha sia l'esperienza e la stoffa esce fuori, sicuramente Federico, lo zampino di Federico c'era e si vedeva, però bello, secondo me è un'operazione ben riuscita, bravissima. Monica, grazie. Quindi la prima, diciamo, opportunità per vederti, ripeticela un attimo, è quando? Per vederti e per ascoltarti ovviamente. Sì, per ascoltarmi, non so, per esempio il 31 luglio sarò al centro commerciale di Trento La Ducenta, il Giambo, dove sarò in concerto con tutta la mia band, faremo 2 ore di spettacolo, oppure per esempio il 10 luglio sarò a Somma Vesuviana. Insomma, seguitemi sulla pagina dove ecco, diamo la tua pagina Facebook, immagino che hai anche una pagina Facebook. Sì, Monica Sarnelli Official Page, quella è la mia pagina dove io
chiaramente insomma darò tutti i miei appuntamenti. Poi Monica questa raucedine nella voce che a me mi fa morire. È graffio, no, veramente è particolare, bello, perché ce la no? sia quando parla che quando canta. Solitamente si fa un po' uno forza la mano per rendere la voce, invece lei ce l'ha anche quando parla. Io ce l'ho sempre avuta, sì, un po' graffiante. Io ti ringrazio, mi auguro che tu quando sarà che verrai a Roma magari ci sentiamo e ci vieni proprio quella volta a trovare in studio, anche perché noi facciamo tutti i mesi una puntata dedicata alla musica napoletana e abbiamo sempre Gio qui fissa in studio con noi, ma siamo arredamento, che scherzo, fondamentale, e abbiamo chiaramente piacere anche ad ospitare altri artisti anche di presenza quando siete qui a Roma di passaggio. Prima di salutarci mi piacerebbe che insieme con te, Monica, insieme a Gio, facciamo gli auguri di buon matrimonio, perché oggi c'è un vostro collega che si è sposato. Andrea Sannino doveva essere in diretta e poi invece quindi sì, oggi proprio oggi, e lo salutiamo anche. Vogliamo la bomboniera. Anche lui sta auguri ad Andrea, che mi sento un po', che dire, un po' la madrina, nel senso che un po' l'ho battezzato io, perché i musicisti che lo seguono, Mauro Spenillo, Pippo Seno, sono tutti amici miei, mi dissero che c'era questo ragazzo che era un talento e mi chiesero se io potevo cantare una canzone con lui, che poi sta nell'album, quello dove c'è Abbraccio. No? Bello, quello che ha avuto tanto successo, insomma il pezzo che l'ha fatto conoscere. Ok Monica, sì. Grazie di questo intervento. Continua così, noi ti seguiremo e ricorderemo poi in futuro le tue prossime date e le occasioni per ascoltarti e per vederti. Sì. E noi no. Ciao Monica, grazie ancora. Ciao. Ristorante Bruciapadelle, i migliori piatti della cucina italiana accompagnati da un'ampia cantina di vini, ottimo rapporto qualità-prezzo e tante promozioni riservate ai nostri ascoltatori. Il ristorante Bruciapadelle è a Roma, in piazza Ippolito Nievo 13, aperto tutti i giorni. Prenota la tua cena al numero 06 58 13 860. E ci sei tu. Una collarina e busta, bagatati invece ancora un coppia e mura. Stanno azzeccati e schizzucchi le guaglioni, nini de favela tutta arrapazzata, stelle sgravogliate l'una m'ha puciata, pierzi che nire mamma africana, sporca chi ne fama non arrivano a di mano. Tutte vanno sono che creature, nessuna figlia e nessuno, tutte nate dall'amore, si sa come si nasce ma si sa come si muore. Tutte vanno sono che creature, nessuna figlia e nessuno. È nata in mezzo al mare, attenta che sua magna ne piscicana, comunque naso e con fucile in mano, a da pallone si è servo afghana, o molti stanno sempre stessa panna, ai piani di scarico magna un anno, solo con lo chiamando l'itta di mezza via, orienta a pagamento per strane fantasie, tutte vanno sono che creature, nessuna è figlia e nessuno, tutte nate dall'amore, si sa come si nasce ma si sa come si muore, tutte vanno sono che creature, nessuna è figlia e nessuno. Non sanno tutte sanno favola, non sanno mai deludere, non sanno mai tradire, non sanno abbandonare, non sanno far soffrire. Ti guardo tu che creatura. Tutte vanno sono che creature, nessuna figlia e nessuno, tutte nate dall'amore, si sa come si nasce ma si sa come si muore, tutte vanno sono che
È una canzone meravigliosa questa di Enzo Avitabile, vero Gio? Meravigliosa veramente, ma tutto, l'arrangiamento, le parole, il significato, la sua voce, tutto non... È che sono tutte uguali creature. Sono tutto uguali creature. Che è una canzone contro la guerra, ma la cosa molto bella, oltre chiaramente soltanto questo significato, la cosa molto bella è che poi è una canzone che è stata scelta dal regista Edoardo De Angelis per la sua terza opera Indivisibili, che era appunto quel film meraviglioso che abbiamo visto lo scorso anno con quelle due interpreti che sono le due gemelle eccezionali. Enzo Avitabile, anche lui diciamo fa un po' a sé, è una storia bella la sua, e fatta anche di tante contaminazioni. E quando si parla di contaminazioni non possiamo non pensare al primo, forse, immagino, no, quasi tutti il primo. Figli di Carosone, ricordatelo sempre, tu quando pensi alle contaminazioni ricordati Carosone, Addis Abeba, la fidanzata, Maruzzella, eccetera, ricorda, vai sempre là, che non ti sbagli. Però per i più giovani questo è sicuramente il primo contaminato musicalmente parlando. Dicevano che hanno messo d'accordo tutti, musicisti e non. È vero. Ci siamo, maestro? Addirittura. Ascolta, aspetta che vedo di fare... Yes, I know my way, ma non è tu mi portato tu. Yes, I know my way, ma non mi fotte più, Tu vado di resta per vado qua, tanti svare. Yes, I know my way, e guai mi eserciti, ma chi me crede? Yes, I know my way, ma non può venire, ma risede su spalla a venire papà, senta fa così, non dare retta a nessuno. Fatti tuoi essa soffrire, caccia corre, senta fa così, mette creatura sole, perché non sapeva, fa fredda, fa più calore. Yes, I know my way. La chitarra acustica, il maestro Diego Di Curzio. Il fatto di avere avuto Monica, la nostra ospite musicale di oggi, che è stata Monica, io con i nomi Sarnelli, un po' in ritardo, ci ha portato fuori e non ci ha reso possibile la diretta che vi avevamo promesso per dare i nostri premi. Però i premi intanto noi li ricordiamo e ci rifaremo mercoledì, perché noi torniamo esattamente, caro maestro, lo faremo, ma lo faremo dopodomani, direttamente nella diretta del mercoledì, perché io e il maestro Di Curzio, insieme con un'altra ospite in studio, torneremo mercoledì per una puntata dedicata al decennio 1960-1969. In quell'occasione daremo un doppio premio, visto che oggi non abbiamo fatto in tempo, mentre invece Gio, noi lo sai, no? Tu qua sei di casa, sarai di casa, anche perché poi qui ci sarà un raddoppio di appuntamenti, c'è un divano, c'è il bar, c'è tutto. Allora, sono le 18:55 e io volevo salutare e ringraziare nuovamente lo studio di registrazione di Marco Salvatori, Humor Music. Affidatevi a lui per lavori musicali. E poi specialmente volevo ringraziare i nostri due sponsor, ovvero ristorante Bruciapadelle, che è a Roma in piazza Ippolito Nievo 13, e l'altro nostro amico che è QS Rummeria in vicolo Moroni 53. Al primo c'è sempre per tutti gli ascoltatori al ristorante Bruciapadelle uno sconto del 30% per tutti, invece i premi quando li diamo, oggi non abbiamo fatto in tempo, lo sconto è del 50%, quindi 2 mangiano ma pago uno solo, e invece 2 shot sono per tutti gli amici che vanno lì a nome del nostro programma e hanno 2 shot di rum a scelta gratuitamente. Allora Gio,
Siamo arrivati al termine. Tu oggi ti sei proprio dilettata mentre siamo andati... Ho fatto una cosa nuova, oggi per me è stato un giorno particolare, ho fatto tante cose nuove, tra cui questa. mentre siamo stati in diretta siamo andati anche in diretta su Facebook. Bene. Quindi hai cantato, hai parlato, hai raccontato, insomma... Ho pensato pure! Hai pensato. E pensa però che... tu mi guardi le tette mentre parli, infatti, la verità è questa. Le tette. La verità è questa. Ma la verità è soprattutto che io dico grazie al maestro Diego Grazie Ricurso, a te, Reo. Grazie a Gio Di Sarno. Grazie a voi, ragazzi. Grazie a Riccardo Lodi dall'altra parte. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Restate con la musica di Radio Italia anni 60. E ci sei tu. Le sere con gli amici insieme fino alle 6, la macchina lavata per uscire con lei, partire zaino in spalla per un viaggio ad Hong Kong, cadere in tentazione senza dire di no, restare in equilibrio tra saggezza e follia, riuscire a prendere un bel voto in filosofia, avere un obiettivo fisso nella tua testa, andare senza mani con la tua bicicletta. Ho 1000 buone ragioni per amare la vita, il paradiso è lontano, ma perlomeno lo sfioro. E non è complicata la felicità, è una chitarra che suona in una notte un po' amara. Anche serve pensare che la vita non va, tu prova solo a cambiare, domani riuscirà il sole, c'è già una festa in città, riparte tutto da qua. Gustarsi le vacanze dopo un anno di stress, passare una serata a bere con la tua ex, l'odore della mamma che prepara il caffè, cantare a squarciagola un pezzo scritto da te, lo sguardo di mia figlia che si fonde col mio, pensare ad alta voce per parlare con Dio, la cena di Natale tutto intorno al camino, trovare un tuo messaggio appena sveglio al mattino. Ho ancora 1000 ragioni per amare la vita, il paradiso è lontano, ma perlomeno ci provo. E non è complicata la felicità, sta nelle piccole cose, non se ne nascono rose. Anche serve pensare che la vita non va, il cielo cambia colore, il vento puoi respirare, c'è già una festa in città, è un motivetto che fa. In una notte un po' amara, anche serve pensare che la vita non va, tu prova solo a cambiare, domani riuscirà il sole, c'è già una festa in città, riparte tutto da qua, vedrai che ti piacerà.